Allora, cari amici, eccoci qua con una nuova live con il maestro Clevis Antonio di Avella. Contemporaneamente siamo in diretta live su YouTube, Facebook e TikTok. Sempre all'unico profilo che porta il nome di il maestro Cleo. Vi ricordo che potete solo ed esclusivamente telefonare in diretta. Non leggiamo commenti, quindi è solo una live con telefonate in diretta. Quindi munitevi di carta e penna per voi di TikTok, perché durante la live io dirò più volte il numero di telefono per chiamare in questa diretta live. Per voi di YouTube il numero di telefono è nello scrollo del video, così anche per voi di Facebook, mentre TikTok non permette di pubblicare il proprio numero di telefono e noi lo andiamo a ricordare a voce. Ok? Allora, le linee libere da questo momento in poi. Vi ricordo che per coloro che vogliono parlare con me in privato dei propri problemi, possono farlo dopo questa live. Dopo questa live potete comunicare con me in privato, riservatamente, dei vostri problemi, perché mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono far tornare la persona amata, per coloro che vogliono la gioia, la soddisfazione di far tornare il proprio innamorato. Io sono disponibile a darvi un aiuto, una mano. Allora, il numero di telefono per parlare con me in questa live è 345 630 8172. Pronto? Buon pomeriggio, sono Cristina. Buon pomeriggio a te, Cristina, dico. Allora, io sono nata il 27/10/76. Sì. Lui è Francesco, 24/11/77. Sì. Lui si è allontanato da qualche settimana, vorrei sapere se c'è un ritorno. Senz'altro. Da dove stai chiamando? Dalla Sicilia. Allora, da questo momento in poi non incrociare né gambe né braccia e fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok. Sì, il ritorno ci sarà. Quindi lui presto tornerà da te. Si può sapere tra quanto tempo? Non è lontano, non è lontano. Non è lontano, perché vedo la carta del successo e la carta del ritorno. Quindi presto vuol dire un 6-7 giorni. Capito? Ma c'è un'altra cosa. Prego. Lui con che intenzione ritornerà? Farà sempre così avanti e indietro? Oppure... Farà sempre così. Farà sempre così. Sì. Quindi non ci sarà qualcosa di stabile neanche tra un po' di tempo. Ma stabile dipende da tante di quelle cose, dal carattere vostro, di tutte e due, dal vostro percorso cioè dipende come si gestisce il rapporto. Perché lui ha un carattere molto particolare, no? Sì,
d'accordo quello che dici tu, ma il tuo nemmeno è tanto bello però. Quello sicuramente. Vedi? Allora, quando si innamora, non hai fatto nessun contratto e non hai comprato nessun asino, capito? L'amore, dico io, è libertà. Certo. Non è come la vedi tu l'amore, che quello è tuo e basta. Stop, è tuo e deve fare ciò che un innamorato fa. Pane, amore e marmellata. La marmellata saresti tu. Non funziona così. Capito? A un certo punto poi diventa pesantezza e dice ma tu, a quando lo vendi? Sono stato chiaro? Sì. Dagli più libertà, più espansività a questa persona e vedrai come cambia anche lui. Ma se lui sta con te e non ti manda un messaggio durante il giorno e tu me lo chiami oppure gli mando un messaggio, dove stai, che stai facendo, perché non mi hai mandato il messaggio, bla 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 bla, questo non è amore, questo è scemenza. Chiaro? Ho capito. Allora, se cambi tu, cambia anche lui, ma se no, non è amore. L'amore è tutta un'altra cosa. Ok? D'accordo, la ringrazio tantissimo. Buona serata. Buonasera, grazie. Prego. Ecco, voi confondete il vero amore con la pesantezza, perché tanti di voi siete pesante. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo sapere, basta che c'è una vita in famiglia Sì. con mia suora. Devo sapere se le cose si aggiustano. Se si aggiusta, hai litigato con la tua nuora? Veramente è stata una discussione in famiglia. Ah, ecco, quindi vuoi sapere se tornerà la serenità. Io non ho fatto nulla in quel momento, voglio dire. Perfetto, allora gentilmente mi devi dare quanti anni tieni, che segno sei? Io sono della Vergine, Mhm. ho 49 anni. E lei invece? 31, Segno? Leone. Fermami quando vuoi. Ora faccio. Ok. Il guai è che siete tutti e due giovani Sì. e questo porta a dei seri disguidi perché ognuno di voi non se la tiene. È vero. Capito? Siete tutte e due toste, ma uno di voi deve pure cedere. Ho capito. Io dico, Però io non ho fatto nulla. l'ho capito che non hai fatto niente, per carità, non sto a dire che hai fatto qualcosa, però a volte bisogna fare la sciocca per poter andare avanti. Allora io ti dico che tornerà col tempo la serenità, la pace. Però cercate di vivere la serenità, la vita è breve. Oggi ci stai, domani non ci stai e la vita non è lunga come si pensa, 200-300 anni, no? 50 anni, 60 fino a 70 passano veloci. Poi Sagalo si pari, arrivederci e grazie. No, perché io comunque del mio figlio, perché lo voglio fare
stare in pace. Sto male quando vedo lui così. Parla con lui. Lasciali perdere, tornerà presto la serenità, toglili di mezzo tu. Ok, allora, grazie. Buona serata. Buonasera, grazie. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Buonasera. Buonasera, salve. Volevo sapere alcune cose, se era possibile. Prego, da dove stai chiamando te? Da Napoli Centro. Mi dica. Ok, volevo sapere, visto che io ho una relazione con un ragazzo da 6 mesi. Sì. Però questa relazione diciamo che non va tanto bene, un po' per gelosia, lui è un ragazzo molto geloso, quindi litighiamo spesso. Volevo sapere se era una cosa che durava o magari... Vediamo subito. Okay. Mi devi dire che segno sei, quanti anni c'hai? Allora, io sono Bilancia e ne ho 26. Lui invece? Lui ne ha 24 e il 16 maggio, con precisione adesso non so il segno. Ok, allora fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Ok. Stop. Allora, ognuno di voi prima di telefonare metta il seguo, ok? Mettete il seguo prima di chiamare. Grazie, grazie. Allora, ascolta, ok, lui è gelosissimo e le carte me lo danno come gelosissimo, però se anche tu che gli dai atto di farlo essere geloso, ti piace anche a te? Ti piace anche a te che lui è geloso perché sei tu che gli fai credere o lo fai diventare geloso con i tuoi atteggiamenti e non va bene, quindi eviti di farlo ingelosire, vivi questo momento con felicità, con gioia, con espansività, perché tutto questo, il tuo modo di comportarti non porta a niente, porta solo a disguidi e casini, credimi, perché far ingelosire a un uomo a che serve? Sei sadica allora, o no? No, in realtà lui si ingelosisce anche per le cose che non serve, cioè anche magari per una foto, anche se io tipo adesso sono in cerca di lavoro, no? Sì, mi dà fastidio anche che io vada al lavoro. Ma sì, ma perché l'hai portato tu a essere geloso così? Perché non ha sicurezza in te. Quindi lo sbaglio l'hai fatto tu. Quindi cerchi di fargli capire che tu... Però se posso migliorare io, quindi le cose si potrebbero aggiustare. Brava, le cose potrebbero aggiustarsi. Valutare fa sempre bene. Giusto. La ringrazio. Di niente, buona serata. Buona serata anche a lei. Pronto? Salve, buongiorno, volevo un'informazione. Io chiamo da Napoli Centro, volevo sapere, da che sono stata separata da 4 anni, volevo sapere se era possibile, se c'era qualche altra persona che cerca di un amore vero, sincero. Mi dici che segno sei, quanti anni tieni? Allora, ho 38 anni e sono segno Capricorno. Ok,
Allora, non incrociare né gambe né braccia, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Dopo. Prima di chiamarmi mettete il seguo, grazie. Sì, presto incontrerai una persona Sì. che ti darà tantissima gioia. Sarà una sorpresa, un qualcosa che tu non ti aspettavi. È una persona che non conosci e conoscerai tutto questo mese di aprile. Sì. Per aiutarti ti dico che è 1 anno, 2 anni più giovane di te. Sì. Ok? Ok, gentilissimo, grazie mille. Buona Siete una serata. persona squisita. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Le linee ritornano libere, allora mettete prima il seguo e poi telefonate, mi raccomando, perché così rimanete aggiornati per la prossima live. Un abbraccio a colei dei cuoricini, un abbraccio in particolar modo, fate tap tap sul monitor per aumentare i mi piaci, collaborate con questa mia live 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Pronto? Pronto, buonasera, sono Nunzia da Matera. Buonasera Nunzia, dica. Salve, io vorrei sapere se, siccome ho avuto un rapporto extra Sì. coniugale, Sì. vorrei sapere se questa persona mi pensa ancora. È andato via? Veramente l'ho allontanato. Ho capito. Vediamo, mi dici gentilmente che segno sei? Quanti anni tieni? Gemelli. Anni? 38. Mentre lui? 46, del 9 febbraio. Acquario. Fermami quando vuoi. Basta. Ok. Allora, sì, lui ti pensa ancora indubbiamente perché l'hai fatto del bene e non del male, attenzione. Sì. Però sei te che non sai cosa vuoi perché caratterialmente ami le novità, stare con una persona del tempo ti dà più fastidio che chi altro. O meglio dire, quando hai conosciuto bene una persona, ti stanchi e quindi sei sempre in cerca di novità. Questo è un po' il tuo carattere. Quindi nessuno ti condanna assolutamente. Lui ci sta male perché ci tiene a te, diciamola tutta. Quindi sì, ti pensa. Va bene, grazie mille. Buona serata. Buonasera. Vi ricordo che ricevo anche da vicino, in provincia di Caserta, basta fissare un appuntamento per vederci da vicino nel mio studio e mi reco a domicilio in tutta Europa. Pronto? Pronto? Buonasera.
Sì, buonasera. Gentilmente volevo fare una domanda. Prego. Se farò un nuovo incontro in amore. Allora, da dove stai chiamando? Io chiamo da Padova. Mi dici che segno sei, quanti anni tieni? Allora, Bilancia, 50 anni. Grazie. Prego, non incrociare né gambe né braccia, fermami da questo momento in poi, grazie. Stop. Ok. Ok, dopo tante lacrime, tanti inganni, tante delusioni che hai avuto nella vita, parlo a carattere sentimentale, finalmente arriva la felicità, il sollievo. Quindi ci sarà diciamo, un incontro con una persona speciale che farai a metà del prossimo mese, cioè mese di aprile. Ed sarà una accoppiata vincente. Bene. Ok? Ok, la ringrazio. Buona serata. Arrivederci. Buona serata. Buonasera. 345 630 81 72. Prima di chiamare mettete il seguo, se no la prossima volta non vi faccio entrare in live. Quindi è per un fatto di rispetto, è per un fatto anche di tenervi aggiornati sulle nuove live, sui nuovi video che io vado a caricare ogni giorno. Quindi mettete il seguo perché è importante. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io volevo sapere, mi chiamo G, preferisco darsi l'iniziale possibile. Prego. Tanto buonasera, grazie per la disponibilità. Prego. Volevo sapere, ho 50 anni e volevo sapere se la persona con la quale ho convissuto questa... Scusi, sono un po' emozionata. Prego. Ci siamo visti in settimana per per portare via le ultime cose da casa e ha provato questi sentimenti che ho ancora io per lui. Sì. Quindi la domanda è? È ancora innamorato? Ne va per sempre? Una cosa del genere, non lo so. Vediamo. Da dove chiami tu? Dalla provincia, dalla Lombardia. Ok. Allora, gentilmente mi dici quanti anni tieni, che segno sei? È uguale anche per... Prego? 50. Segno? Sagittario. Lui invece quanti anni c'ha? 56, Capricorno. Ok, mi ferma quando vuoi, grazie. Ok, stop. Grazie. Grazie a lei. C'è di mezzo un'altra persona, però. Capito? Adesso sì.
Lo so. Da quando non siamo più insieme si è messa insieme un'altra persona. Sì. In realtà io ho fatto una stupidata, nel senso che non ho fatto nulla di me, non l'ho tradito. Però allora ho chiesto ti faccio l'interruzione della storia e dopo lui dopo tanti mesi ti faccio capire, sì, perché io vedo un'altra persona, quindi che succede? Che lui ma sarà con questa persona o torna indietro da me? come? Sarà con questa persona o torna indietro da me? Ma il pensiero di tornare indietro con te ci sarebbe pure, ma qua c'è un casotto, un caos Abbiamo enorme. fatto un caos, sì, bravo. Bella mia, bella mia, bella mia. È possibile, non è possibile, perché Non mi dica così, la prego. no, esce la carta del diavolo. Il diavolo sta a indicare il dio del male, sta a indicare complicazioni in genere e così via. Sta nei suoi pensieri il pensiero di tornare, ci sarebbe pure, ma c'è quest'altra che lo tiene per i capelli, lo tiene bloccato psicologicamente, capito? Quindi è molto complicato la storia, c'è troppa indecisione in lui. Ma se io gli rivelassi veramente quali sono i miei sentimenti? Come? Se io gli rivelassi veramente quali sono i miei sentimenti nei suoi confronti, cioè amore puro, amore vero, come è sempre stato. E quindi? Lui tornerebbe? Allora non hai capito, il problema non sei tu, è l'altra. Ma cosa gli ha fatto con l'altra? Cioè, è una persona... Il problema è l'altra. Quindi qua c'è... Lui ha fatto una fattura. Ma questo non lo sappiamo. No, ascolti, sto scherzando. Sì, ma ti sto a dire, c'è complicazione... Cosa vuol dire lo tiene per i capelli? Può essere un po' più... Allora, lo tiene plagiato mentalmente. Lui sta con un piede dentro e un altro fuori, capito? Quindi il discorso che lui possa tornare c'è e non c'è, è nei suoi pensieri, però ha come paura, ha come un blocco di farlo. Capito? Sì, perché io non mi sono resa per niente disponibile. Appunto, vedi tu? Lo so, ma non adesso, quando è successo che non stavo bene. Prova a parlarci chiaro, ti togli questo peso dalla coscienza e vedi cosa ti dirà. Ti ripeto, per me questa persona è bloccata, ha un blocco. Ok? Questo blocco si può sbloccare? Questo blocco si può sbloccare? Tutto si può, dipende come intervenire, non è un gioco, non è che abbiamo la bacchetta magica, puff. Bisogna capire come intervenire, capito? Sto parlando di politica, sto parlando psicologicamente. Ma psicologicamente, ripeto, dipende questa persona che emotività ha. Cioè, di tutto quello che è successo tra te, lui, poi con quest'altra, lui che sicurezza ha nei tuoi riguardi, capito? Quella è la paura, secondo me. Quindi prova a parlarci chiaro e vedi un po' lui se riesce a capirti e a darti una risposta. Questo è il consiglio che posso darti. Allora, per tutti gli altri che hanno bisogno di un aiuto a carattere sentimentale, ricordatevi che mi occupo di legamenti d'amore, ritorni d'amore.
Quindi tutti voi che volete parlare con me di questa faccenda lo potete fare riservatamente, privatamente. Conservatevi il mio numero. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Ascolti, niente, volevo sapere se lei fa sulla salute. Non sono un medico. Lo so che non è medico. Non posso, Però, non sono un ho medico. capito. Mi dispiace. No, mi interessa la salute più che altro, l'amore. La salute, Diciamo, ci sono i medici, come se vai dal medico per farti fare le carte, mica ti fa le carte il medico. No, il medico non fa le carte. No. E io non faccio il medico, No. e io non faccio il Ci sono anche medico. i medici che ti devono dare, mica sono tutti bravi. Per carità di Dio, ma io importante, io non sono un medico, non posso dare diagnosi, mi è vietato. No, io non sto parlando di diagnosi, per l'amor di Dio, non mi permettere mai. No, mi dispiace, non posso aiutarti. Va bene, la ringrazio lo stesso. Buona Va serata, bene? buona E anche serata. a lei, arrivederci. Invece. Non chiedetemi per la salute perché non posso assolutamente fare diagnosi, non sono un medico. Pronto, buonasera. Buonasera, Prego. mi chiamo Mimma. Dimmi, Mimma, Niente, volevo sapere un po' la situazione. da dove chiami, Mimma? Mi senti? Vabbè, salutiamo a Mimma che vuole perdere tempo, andiamo avanti. Allora, gentilmente, prima di chiamare, mettete il seguo. Pronto? Pronto? Sì? Sono Mimma da Matera. Mimma, dimmi tutto. Volevo sapere un po' la situazione Quale situazione? sentimentale. Allora, dimmi tutto. Niente, siccome sto con una persona, volevo sapere un po' l'inquadramento. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Vergine, Mhm. 39. Lui invece? Toro, Sì. 43. È una storia extraconiugale? Sì. Benissimo. Allora, non incrociare né gambe né braccia. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Grazie. Stop. Ok. Da quando state insieme? Un anno e più. Allora, finché le cose stanno così, senza troppi impegni, senza troppe obblighi, diciamo, tutto andrà bene, perché io vedo tra di voi ottimi accordi presi ed vedo un po' di ipocrisia in te, quindi devi essere un po' più espansiva, più aperta, Sì. per fare in modo di non creare scombini tra di voi, perché i scombini non servono a niente, tanto ognuno di voi ha la propria famiglia, questo è al di fuori delle vostre famiglie, quindi accontentati di quello che lui ti dà, mi riferisco sentimentalmente. Sì. Perché spesse volte fai dei capricci inesistenti e crei scombini nella coppia. Capito? Sì, sì. Quindi vai avanti perché non c'è niente di cattivo. Grazie mille. Buona serata.
345 630 8172 per parlare col maestro Cleo. Dopo questa live potete chiamare in privato per fissare i vostri appuntamenti, nel senso anche consulti in privato, senza limiti di tempo, il costo di 30 euro per coloro che vogliono consulti privati dove nessuno vi sente. Va bene? Qui in live è tutto gratuito, non dovete pagare niente. Da vicino il prezzo cambia, quindi chiamate per informazioni in merito per appuntamenti da vicino, o mi raggiungete voi a me o vi raggiungo io a domicilio. Io ricevo in provincia di Caserta. Un'altra cosa importante, se avete da mandare delle recensioni, fatelo su WhatsApp al mio numero. Su questo numero potete inviare le vostre recensioni di qualsiasi tipo, quindi potete comunicarmele e io li vado a pubblicare nel mio forum. Un'altra cosa importante che volevo dire, perché ci sono tante lamentele che ho avuto in questo periodo, di persone che vengono soprattutto truffate da tanti ciarlatani in giro e da personaggi che impongono delle regole e portano all'esaltazione le persone che li contattano. Quindi fate attenzione anche voi che contattate a questi ladri. Pronto? Pronto Cleo, buon pomeriggio da Armando. Carissimo Armando, buonasera. Buonasera a te caro, un saluto a te e tutta la tua famiglia affettuosamente. Grazie. Io ti seguo sempre perché sei un professionista, sei una persona per bene, ma soprattutto non sei un ciarlatano. Grazie. Questo lo dico in diretta perché in giro bisogna stare attenti, perché vanno in giro e vanno derubando le persone. Questo lo devo dire con il cuore, perché tu sei una persona umile, molto in gamba e professionista. Io sono veramente Cleo, cioè come ti voglio dire, io sono contento di avere a che fare con te, perché sei un uomo veramente spirituale. Questo grazie. lo dico. Grazie. La gente purtroppo lo devono capire, devono fare la differenza perché tu sei lì e dai un servizio di professionalità con un consulto di cartomanzia gratuitamente ma professionalmente. Quindi, allora io voglio ricordare a tutti le migliaia di persone che mi seguono che il signore Armando che state ascoltando in questa live è un bravissimo operatore esoterico che adesso sta in stato di diciamo pausa, sta in una fase di decisione sua. Quindi vi posso garantire che è un bravissimo operatore esoterico, in pausa, ma bravo. Grazie maestro. Io ti voglio bene, un saluto anche da mio figlio Simone. Ciao Simone. Affettuosamente, poi trovare. Va bene. Vengo a prendere un caffè da te. Come no? Con tutta la mia bontà, perché meriti veramente, Cleo. Ti ringrazio Armando. Ascolta Cleo, non mi puoi vedere un pochino una situazione finanziaria come andrà? Sicuramente. Dammi la tua età e il segno zodiacale. Ok, allora Acquario, 53 anni. Perfetto. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Mi fermo? Sì. Ok.
Allora, Armando, stammi a sentire, ti faccio un po' il quadro della situazione. Troppe uscite che ti hanno portato a dei sbagli nel cammino economico ed vedo un'entrata di monete, di soldi, già a partire dalla seconda settimana di aprile. È verissimo, Cleo, è vero. Lo dico in diretta che è vero, è verissimo. Quindi Perché è arrivato con un documento di questi soldi. È tutto vero, è quello che mi dice Cleo. auguri e auguri. Cleo, è tutto vero quello che tu mi dici, sia il problema che ho ricevuto questo documento, soldi, e per uscire perché ho cambiato appartamento, sto andando ad abitare a Caserta. Ah, mi fa piacere. Leo, è tutto vero, perché tu non potevi sapere niente, perché io non ti vedo da un sacco di tempo. Infatti. Quindi io voglio dire alle persone che ti seguono che tu dici la verità. Grazie. Le persone, questo lo dico perché io lo conosco da tanti anni a Cleo ed è un maestro, ma soprattutto spirituale. Grazie, Armando. Cleo, tu ti ricordi quando hai pregato per me per i figli? Come no. Io ho avuto il primo figlio dopo tanti anni, È vero. perché a me, io mi ricordo che tu a me mi dicessi che c'erano i figli. Infatti dopo un anno subito mia moglie ha avuto il primo figlio, poi il secondo. Vero. Perché che c'erano i problemi che si risolvevano con i medici. E Cleo non mi ha chiesto mai un euro, né per togliere fatture né negatività e non niente. Questo lo dico in diretta. Sono passati degli anni, troppi anni. Cleo, un primo figlio mio, no, tu sai, no? Poi c'ha 19 anni. 17. Auguri di cuore. E credete nelle preghiere del professore Cleo, perché Cleo, oltre ad essere un maestro di veggenza, è pure un padre spirituale, che è il mio padre spirituale. Di tanti. Cioè, di chi si affida. Ti ringrazio, Armando, delle tue testimonianze. E io dico la verità, perché io non ci guadagno niente. Magari che qualche stupido pensa che io chissà che ci guadagno. È cattivo, Cleo, la gente è cattiva e tu lo sai. È cattiveria. Lo sai. Io presto, mo sto un pochino in pausa, tu come hai detto tu, presto inizierò a fare le dirette. Ed è un piacere per me, lo sai che il primo ad essere contento sono io. Lo so, Cleo, io ti seguo sempre, sia a te e pure quando li fa pure Marta, perché grazie. Marta, per me siete dei fratelli e sorelle. Grazie di cuore, Armando, grazie di cuore. Cleo, io ti abbraccio. Ciao. Ti seguo. Salutami ciao. Tua moglie. Ciao. Ciao. Ringraziamo l'amico Armando, che è un operatore esoterico, un cartomante, un mago che ho battezzato io con... Pronto? Buonasera. Sono io, buonasera. Che ti riconosco, la Giuseppina. Giuseppina, è il piacere tutto mio. Da dove chiami? Da Salerno. Salerno, dimmi Giuseppina. Volevo sapere se avrò un incontro in amore. Cioè se incontrerai la persona giusta? Sì. Allora, quanti anni tieni, che segno sei? Ho 37 anni e sono del Toro. Ok. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Fermo. Ok.
Hai ricevuto tanto male nella vita, Giuseppina, Sì, perché io vedo in te tantissima amarezza, sì, delusione, lacrime. giustissimo. Hai amato persone sbagliate e hai dato tante a persone sbagliate. È così. Non hai più sicurezza negli uomini, non credi più negli uomini, però speri sempre di incontrare quella giusta. Sì, questo è vero. Io ti dico che incontrerai la persona giusta, ma devi ancora aspettare. Mese di giugno arriverà la persona giusta per te. La ringrazio. Buona serata. Anche a lei. Volevo ringraziare ai 13.000 follower che mi seguono. 13.000 follower. E io sono felicissimo veramente perché ne siete tantissimi a seguirmi su TikTok, al di là quelli che mi seguono su YouTube e Facebook. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Va bene, attacchiamo subito. Mettetevi la cuffietta prima di telefonare, abbassate il volume del telefonino, se no non mi potete sentire. Ok, non è possibile se no comunicare. Vorrei sapere se mia figlia mi cercherà, ma per piacere. Ma non mandate messaggi stupidi. Esiste un telefono, ma voi pensate veramente che io mi metto a spassare a voi? Ma voi dovete avere a che fare con le persone come voi, non con me. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Posso fare una domanda? Prego. Chiedo scusa. Allora, per tutti voi, però abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, grazie. Allora, per tutti voi, per fare una domanda al maestro Cleo, o in live, in questa live, ogni giorno dalle ore 16 alle 17, oppure in privato, pagatemi il servizio e io sarò a vostra completa disposizione. Se no, col ditino, fate così, scivolate sopra il monitor a quest'ora. Ci sono tanti bravi cartomanti che vi faranno felice come una Pasqua. Pronto? Pronto? Dimmi allora. Dunque, volevo sapere se trovavo un compagno. Va bene? Da dove mi chiami tu? Mi chiamo da Catania. Mi dici la tua età e il tuo segno zodiacale? Sì, 55, sono Ariete. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, io voglio ricordare a tutti voi che il qui presente è un personaggio pubblico di Rai, Mediaset e Sky. Ho lavorato in Rai, ho lavorato a Canale 5, ho lavorato a Sky, ho lavorato con Barbara D'Urso, quindi non sono quelli lì che vedete qui su TikTok con le carte in mano a prendervi per il culo. Chiamate quelli lì. Per chiamare a me non è per tutti, solo persone serie. Grazie. Allora, carissima, tu troverai la persona giusta, ma devi toglierti l'ultima delusione dalla testa, perché è ancora nei tuoi pensieri. Ho capito più o meno quanto. Ma io penso che il mese di maggio qualcosa di bello accadrà. Quindi ci sarà questo nuovo amore e ti dico di più, indossa un tipo di divisa. Ok? Bene,
bene, grazie. Buona Ti serata, ascolto. buonasera a lei. Buonasera. Abbassate il volume del telefonino prima di chiamarmi, gentilmente. Mettete il seguo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Vi stavo seguendo ora Sì. via online qui Sì. e volevo farvi una domanda se era possibile. Come no, prego. Se avevo una gravidanza. Allora, io non sono un medico, quindi andiamo a controllare cosa dicono le carte, ma non prenderla sul serio, perché mi è vietato, capito? Non ho capito? Mi è vietato farlo, però vediamo subito. Mi dici che segno sei, quanti anni tieni? Capricorno 32. Non hai figli? Sì, già un figlio maschio. Ok, vediamo. Però con un nuovo compagno stiamo provando ad avere. Okay. Allora, fermami da questo momento in poi, grazie. Stop. Ecco la carta della gravidanza. Mi esce. Questa, vedi, gravidanza c'è scritto. Quindi ci sarà una gravidanza. Auguri. Auguri. Ok, grazie mille, molto Prego. gentile. In mia compagnia fino alle ore 17 all'incirca, quindi mancano pochi minuti, vediamo chi riesce a comunicare ancora con me. Ripeto, per problemi d'amore, per ritorni d'amore, legamenti d'amore, se volete farli impazzire per voi, chiamatemi in privato. Pronto, buonasera? Pronto, buonasera. Prego. Potrei sapere gentilmente se ci sarà un po' di serenità, visto che è un po' un periodo di ansie. Vediamo. Che segno sei? Quanti anni tieni? Ariete 33. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. La prima cosa che devi fare è fare un po' di pulizia intorno a te, perché c'è troppa falsità, troppa cattiveria, troppe persone che ti fanno la doppia faccia, come si usa dire. Sì. E poi vedrai che la serenità ci sta, perché la felicità io la vedo, ma dai troppa importanza a persone che ti stanno intorno. Una volta che hai fatto un po' di pulizia e hai mandato a quel paese alcune persone che stanno intorno a te, vedrai che le cose miglioreranno a vista d'occhio. Benissimo. C'è anche un po' di ansia che sto accumulando, quindi ma per colpa degli altri. Sì. Purtroppo la vita è fatta così, bisogna capire come stare bene. Esatto, sì. È un periodo un po' così, però accetterò il vostro consiglio. Grazie a te. A lei, buon pomeriggio. Arrivederci. Mettete il seguo perché, ripeto, rimarrete aggiornati su questo profilo TikTok, perché ci saranno anche le preghiere durante la serata per tutti voi che siete miei followers. Quindi ognuno di voi che mette il segue verrà aiutato spiritualmente ogni sera con le preghiere del mio gruppo di preghiera. Va bene? Allora, vediamo un po'. 345 630 81 72. Ultima telefonata, vediamo chi la fa. Ogni giorno in mia compagnia, ore 16,
fino alle ore 17. Dopo questa live potete chiamare in privato per avere informazioni in merito ai vostri problemi d'amore, per i vostri problemi sentimentali. Quindi potete chiamarmi in privato per chiedermi informazioni in merito, va bene? Ok, allora non c'è l'ultima telefonata, noi andiamo a salutarci allora e vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora per chi ha fiducia in me. Vi ricordo che stoppa le telefonate, vi ricordo che ricevo in provincia di Caserta, sempre su appuntamenti e in privato, per consulti in privato, riservatamente, telefonicamente, il costo è di 30 euro senza limiti di tempo, quindi potete chiedermi quello che volete. Chiamatemi in privato o mandatemi la richiesta tramite WhatsApp. Ok? Allora, un abbraccio a tutti quanti, andiamo a salutare in ordine, andiamo a uscire da YouTube perché sono in diretta anche su YouTube e Facebook. Allora, un abbraccio a tutti voi che mi seguite da YouTube, a risentirci a domani. Usciamo da YouTube.